Sono entrati in azione con idrovore e mezzi per la gestione delle frane come pale meccaniche ed escavatori gli operatori della Protezione Civile del Trentino, che avevano raggiunto l'Emilia-Romagna per un intervento preventivo prima che l'alluvione investisse la regione. I 24 operatori trentini, coordinati dal dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e CUE Bruno Bevilacqua, hanno gestito la situazione a Modigliana, piccolo comune dell'Appennino forlivese in provincia di Forlì Cesena, già colpito da numerosi smottamenti nel maggio del 2023. La sala operativa è stata allestita in municipio. Il Trentino è rappresentato da vigili del fuoco volontari dei distretti Alto, Garda e Giudicarie, con l'ispettore Lorenzo Righi che coordina gli interventi a cura dei corpi di Arco, Tiarno di Sopra, Tione di Trento, Giustino e Storo, vigili del fuoco del Corpo Permanente di Trento, il Servizio Prevenzione ai Rischi, un rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile e Foreste e Fauna della Provincia Autonoma. Siamo a disposizione del Comune per tutte le emergenze che si stanno verificando. Principalmente si tratta di pulizia, di piccoli smottamenti, piccole frane, allagamenti, pulizia cantini e rimozione del fango. Ci sono alcune case che risultano isolate in quanto la viabilità è compromessa e quindi stiamo intervenendo a seconda di quello che ci chiede il Comune per ripristinare viabilità, acquedotti e tutte le esigenze che si stanno presentando. A Modigliana ora la fase critica è terminata con il ripristino della viabilità e la pulizia degli edifici da acqua e fango. Saranno ora gli operatori del posto a completare gli interventi di sistemazione. E terminati gli interventi urgenti qui, i nuclei di intervento della Protezione Civile del Trentino sono ora pronti a operare a San Lazzaro di Savena, quindi nel territorio della provincia di Bologna, dove moltissimi edifici risultano completamente invasi dall'acqua esondata dal fiume che attraversa il centro abitato.